Tapparelle abbassate, nessuna bicicletta parcheggiata nei pressi e a passeggiare sul marciapiede solo qualche residente. Così oggi si presenta l'Hotel Adele. Delle centinaia di migranti ospitati nei mesi scorsi nessuna traccia. Gli ultimi 40 sono stati spostati altrove. È aperto solo il ristorante e il bar. Pare che agli amministratori della struttura non arrivino più i contributi statali da 14 mesi e quindi la chiusura si è rivelata inevitabile. In via Medici, dove commercianti e residenti avevano costituito un comitato che aveva combattuto il degrado derivato, a loro dire, dall'eccessiva concentrazione di profughi, oggi si respira sollievo per il ritorno alla tranquillità. Oh, ma siamo felici, è una sorpresa di Pasqua. Noi abbiamo fatto un comitato per mandar via un po' queste persone, perché 200 persone che gravitavano in questa via non era giusto che ce li avessimo. Le persone non entravano più nei negozi perché avevano paura. Non è che avessero fatto cose gravose sti profughi, però la gente era impaurita. Beh, è cambiato che siamo un po' più tranquilli, perché prima eravamo pieni, c'erano tante biciclette rubate, è cambiato veramente tutto, sì. Penso che sia un bene per il quartiere, di sicuro, e speriamo che non diano ancora le sovvenzioni. Sarebbe anche carino avere un bell'hotel qui vicino all'ospedale che può anche gestire i nostri ospiti, sia dell'ospedale sia della caserma, sia di parenti vari, ecco. Parlare da ragazza e passare la sera tardi, soprattutto come Viale Milano, come Viale Verona, comunque non è molto consigliato, esatto, però per ora è tutto tranquillo qua. Ma voglio sapere anche dove andranno a finire questi extracomunitari. Lei teme che tornino? Ma non è che tornino, li sposteranno da un'altra parte, come il fenomeno dei drogati o dei disadattati, li sposti da una parte e poi li trovi da un'altra parte. Speriamo che non li sostituiscano col doppio. Se con il nuovo bando, se per caso dovessero rivenire un'altra volta, ci militeremo un'altra volta per fare qualcosa. Non rimarremo fermi sicuramente.